decreto 75, però tutto il movimento dei zoniformisti si schierò contro perché diceva no, questo è un imbroglio, non abbiamo la zona franca complessiva, quindi dobbiamo fare anche un po' di autocritica, nel senso che bisogna rivedere tante cose per ripartire. Nel dibattito c'era, a me mi hanno anche trattato molto male in internet, sembravo quasi un traditore, dice no, guardate cari amici, dobbiamo applicare questa cosa, quindi il movimento faccia un po' di autocritica perché è normale, la facciamo tutti quanti, dobbiamo ripartire. Ma sta parte la fa, ripartiamo. Sì, per riprendere la domanda che naturalmente avremo fatto in conclusione per capire appunto qual è nella valutazione politica il punto di vista del partito Sardo d'Azione, e concludiamo credo anche a questo punto. Possiamo fare rapidamente per piacere. No, rapidamente sicuramente. Allora io sono venuto soprattutto per conoscere Mario Carboni, ne ho sentito parlare ma non l'avevo mai visto. Noi è 2 anni che facciamo questo immane sforzo, che effettivamente noi possiamo anche prenderci le responsabilità che abbiamo. Pronto? Allora, praticamente abbiamo avuto molte responsabilità, come quelle di illustrare questa zona franca come se era qualcosa, come se fosse qualcosa di figlio. Senza questo non avremmo mosso il popolo, siccome il popolo sardo ha una prerogativa che non si muove neppure con le cannonate, quindi quello era un discorso da fare. Bisogna stare attenti all'impuro però. Come? Attenti all'impuro, quando sbagli c'è anche un impuro. Certamente. No, se si sbaglia l'impuro è pesante. Sì, ma infatti noi abbiamo fatto un'altra strada poi perché non eravamo d'accordo a quella. Però allora noi abbiamo fatto l'autocritica, io chiedo a lei, in questi 2 anni, cioè lei praticamente faceva parte di un partito, cioè, tengo presente, ok, allora cambio il discorso, il Pistaz assieme a Cappellacci era in regione, cioè oggi si sta chiedendo a Pigliaru, io non so del PD, oggi sta chiedendo a Pigliaru l'applicazione di un qualcosa come se fosse già in ritardo eccetera eccetera. Cioè il Pistaz era con Cappellacci 5 anni e praticamente non ho visto nessuno che ha dimissionato per far fare la zona franca. Chiudo. Facciamo rispondere qui. Non chiudo un'altra cosa, i sardi non sono 1.640.000, ma sono più di 2,6 milioni, perché ci sono tutti quanti gli emigrati che non bisogna dimenticare, che quello che noi facciamo è dimenticare gli emigrati. Gli emigrati sono emigrati per colpa nostra, di tutti noi. Intanto colgo l'occasione per portare il saluto della federazione del Partito Sardo d'Azione alla Gallura, nel ringraziare il dottor Meloni della Nuova Sardegna che ha egregiamente coordinato questi lavori. Voglio ringraziare pubblicamente Lidia Cancello per aver organizzato e l'amico sardista, non del Pistaz ma amico sardista, perché insomma la figura di Mario Carboni è nota a chi conosce la storia del sardismo e della Sardegna. Nel rispondere invece alla sua domanda, la ragione per cui il Pistaz abbandonò la maggioranza è questa: perché noi avevamo fatto un'alleanza meramente programmatica, non funzionale, perché il Pistaz non è un partito di destra, come non è un partito di sinistra, quindi era basata su un programma. Tra questi punti salienti del programma c'è la zona franca. Siccome il Pistaz è un partito serio e non abbiamo voluto usare lo spot elettorale, noi abbiamo
chiesto esplicitamente a Cappellacci la zona franca. Siccome Cappellacci ha voluto fare un'altra escamotage politica per usare questa cosa come spot elettorale, tant'è vero che oggi noi a elezioni chiuse, come bene ha fatto l'amico Aldo Berlinguer, a elezioni chiuse, quindi a bocce ferme, stiamo riprendendo un discorso serio sulla zona franca, perché noi veramente vogliamo realizzare la zona franca, non